no, lui non cucina mai bruciato. No, è inutile che tu fai adesso il video perché stavo passando i momenti romantici con te, per quello non sono stato dietro a una delle cose primarie della vita che è il cibo. Guarda i momenti romantici. Vabbè, stavamo guardando i nostri video di quando fatavamo con Scarosso, cioè, capisci? E non hai bruciato il toast? Sì, perché... ma allora anch'io quando faccio bencotto perché ripenso al passato di quando stavamo sulle palme. No, non credo che è per quel motivo il tuo. Ma va che bencotto. Ragazzo, te ne avevo già parlato e un giorno te lo spiegherò anche meglio, però... Oh, guarda qua, vieni. Allora, la vedi tutta questa roba qua? Sì, esatto, faccio riferimento all'app Too Good To Go che ti avevo già parlato. 3 euro, per la precisione 2,99 tipo il Lidl, ok? Io con 3 euro mi sono portato a casa al ristorante tutta sta roba qua. Buongiorno Italia, guarda la prova pratica di quello che dicevo sempre io, no? Vedi, il nonno sotto la panchina, poretto, sarà da 2 ore che l'ha seduto a guardare il vuoto, guarda, muove le gambe, non che passa. Quindi lui, diciamo, ha sempre avuto questa, come tutti, questa vita frenetica, no? Orientata sempre al lavoro, al da farsi, no? Al dovere. C'era sempre un dovere, no? A cui dovevi adempiere. E poi un giorno gli tolgono questo dovere, no? E lui poretto che ha dedicato la vita a rispondere al dovere e si ritrova veramente senza più nulla. E va un po' in tilt. Un po' poretto anche come mio nonno, che per carità continuava tra virgolette a lavorare, nel senso che comunque non stava mai fermo, piantava alberi, aggiustava recinti qua e là a casa, no? Perché come abbiamo detto prima, se costruisci la tua vita su quello, solo su quella cosa, e poi quella cosa ti viene a mancare, cosa ti resta? Il mondo da scoprire, mi direi tu, certo, ma ce l'hai ancora la forza, la linfa vitale per iniziare a scoprire cos'altro c'è? A guardarmi in giro, io non credo. Buongiorno signorina. Buongiorno. L'arte culinaria di Alessia 3.0, le capessante. Allora, secondo Alessia le capessante ti metterà in forno, cioè tu le prendi crude così come sono e le metti in forno. Sì, dai, sono relativamente puliti. Singano News, 30 dicembre 2020. 31, vabbè, insomma, dai, che ben. Nel frattempo Giacomo costruiva questo fantastico dragone. Vero Giacomo? Che dragone è? Vuoi raccontare? Il dragone della giungla. Il dragone della giungla? Ah, perché se uno va nella giungla trova i dragoni. E il cane, anche lui, ha avuto delle notizie bellissime da raccontare. Ha ricevuto dei biscotti. Da chi? Da chi? Babbo Natale. Preparamento Pampini. E adesso vai fuori a vendere la droga. Tac! Bello intabarato. No, la sciarpa. Sciolpa. Ciao Thomas, le sempre che mangia, hai visto? Le sempre che mangia. Dai, madonna quanta pressa. Che devi andare da lì. C'è 20 anni davanti. Chi ha 20 anni davanti? Oh, piccolo. Hai la fretta di andare dalle ragazze. Guarda. Cosa? Guarda, ti saluta, è sempre che mangia. Perché? Vai e divertiti, scarpe anche. Però devo dire che il riscaldamento a corrente esiste, se siamo verso le finestre. Cioè non verso le finestre, tirare tende. Statale. Ok. Voi non avete imparato niente. Esatto. Ma perché c'è la discesa per fare le skate? Guarda i microstalattiti in alto. Sistema di comunicazione telefonico guasto da scarica atmosfera. Che figata. Meglio non aprire, esatto. Ma non c'era. Eh sì, perché è tipo a club sandwich, no? Eh sì, guarda, tutti gli strati lineari, no? Messi in obliquo. E tra un strato che altro una specie
no terriccio, ma qualcosa del genere, e con la pioggia, tac, sbam. Sì, per capirci, Ozzo. Vedi, si spaccano con niente. Getto, che fredda che è. No, con suoi fab abbiamo anche quelle di Topolino. Sì, Thomas che risponde. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Che spusa e scorese del CP. Ciao bellezze! Dio da Dio! Tutto bene? Ciao Bescia! Io sono Rairo Ora valutiamo se pranzare fuori, perché la temperatura percepita secondo me è di 22 gradi. Percepita, dopo reale. Oppure che la Mazda MX-5 nuovo, che figa. Cioè una volta era veramente bruttissima. Questa è cabrio. Ma che bella! Tanto bella, cazzo. Guarda che bella. Il cane dov'è? Era fuori, cioè era Sei in mezzo a tutti. È andata via da Sebastiano. No, no, oh. Te. Cane. Tu. Da quant'è che non giocavi con Bau? Guarda che bel cagnetto che abbiamo trovato. Per giocare, per fare le cose. Cari. Gli appassionati potranno constatare l'eccellente carattere, l'eleganza e, come si può dire, l'educazione di entrambi i cagnolini. C'è il rispetto che c'è, i limiti che si pongono mossa dopo mossa. Leo, lei también cambi, ste buoni. Che belli questi cani, che belli questi, puzzolenti questi, però belli. Non spoiler tutto, vero Emi? Sì. Cara Dio. Che bello! Quel Fufi! Che bel Fufi! Che bel Fufi! Brava Emi, guarda che delicata, brava anche te lei. Sì, a GoPro. Ragazzo, beh sì, tu lo vedrai in Slovenia come minimo. Ma per carità non è che sono un appassionato di razze cinofile, assolutamente no. Ma c'è un Akita Inu tigrato. Tu mai visto un Akita Inu tigrato? Che misteri. Denuncio il signor Giacomo che mi ha ciulato il singanolefono. Ok? Cesco, sì. No, l'ha sbloccato perché sa la mia password. Quel maledetto. Cesco! Chiama, chi è? Rispondi. Hai affari tuoi, se lavoro, lavori tu. Esatto, adesso rispondi ai miei clienti. No, adesso rispondi, no, adesso rispondi e anche fai i lavori. Le puntine del mondo, informazione turistica gentilmente offerta da Francesco Pelus e Marilena Spadotto. Al momento stiamo andando a visitare, no, il paesino. Perché ti campi stato a visitare il paesino? Dimmi, perché ti stai smentendo qualcosa che ti ha fatto spesa e a moglie ti ha detto ma Dio caro ti ho detto a me quello e baruffe ogni volta, ok? E allora tu sei alla ricerca di un alimentari e adesso andiamo a vedere se esiste un alimentari nei pressi del parcheggio del lago di Santa Croce, quello imbucato che ti abbiamo segnalato nei commenti e nella descrizione del video, oppure no. Innanzitutto puoi notare questo porco giochi, come lo chiama Giacomo, che ha un cannone in mezzo in modo tale che i bambini possano spararsi tranquillamente. Successivamente il cartello, no Giacomo giocattoli, no, mini market alimentari, frutta e verdura e sapori di pane, quindi te sia i carboidrati che i sali minerali delle verdure e delle frutte. Paesino tipico. Sì, diciamo che ha soli 200 milioni di passi, no? È il paesino e probabilmente forse anche alimentari. Forse. Bellissimo, è il panificio tipico che metà fa basta. Manca un corno. Ok, l'alimentare è chiuso. Che ore sono adesso? Boh, sarai 4. 4?
Probabilmente te sai che in montagna i versi con calma e hai suoi tempi. Non mi stress che da ti. Tutta sta pressa. Versi, compra, fa, gira, fatturato. No? Con calma, tranquillo. Lattaria. Guarda, se è possibile che dopo solca una bottiglia di rosso uno la imbriago. Porca miseria. Che cultura. Non sei impanaio, sai. Comunque io ho trovato che l'amaretto CM mi piace tanto più del Liseron. Ah, Ma perché mi Liseron è tanto dosso, quindi... questo è il CM, Cancaramona. Come la Prugna CM? Non so. Fatti i discorsi di imbriago questi qua. No, Io non si capisce niente. Okay. L'olio extravergine no. Allora qua l'amaretto, o sin da naso, Dio caro, quella saranno. Quella Sky. CM. CM, cosa vuol dire CM? È la marca. Ah, è la marca. Licenusa. Ma perché va di moda l'Icenusa? Spiegami. Contami. Sono curioso, no? Ma che tutti i curiosi qui che ascolta qua adesso. Mi Cioè piace. tutti i camperisti con l'Icenusa qua, ma perché? Contami, spiegami. Perché lei è buona? Non l'ho mai provata, ma contami. Non ti piace la birra? Non so, no, birra non particolarmente. Cioè è più buona che altre birre, Oh sì, è più buona delle altre birre, quello sicuramente. Ma a me mi piace tante altre birre. Però a me mi vai a birra artigianale solitamente. Questa o la Poretti che mi piace. A Poretti. La Poretti. Quella Poretti. Esco per controllare i tocchi formali. No, cioè Sai che le hanno non anni anche qua. Sì. Questa? Allora, L'hai indeciso. no, un tocchettino di formaggio fresco. Sì, per fresco panarello, una batteria fresco. Latteria vostra, qua della zona. Scusa. Questo? Sì. Questo è della zona. Ecco, mi dia metà pezzo di quello lì. Che è tipico, no? Certo. A caso tu lo fai il mortadella? Aspetta, adesso devo descrivere, ma ho la mascherina che mi ha impanato Dio, sai, non vedo niente. Cioè, mi vado in base a quei che dice che altri. Che serviva a seguire. Mai senza cipolla. È una guerra qual esce su ste robe. Lo so che la è delicata. È una vita dura. Pensa che è da per curarsi a tosse. I tocchi di aio così la Per forza era un antibiotico una volta. La è ancora un antibiotico. La me imbriaga la sera con l'aria. Mamma mia. Che volta che si è fatta il galli, erano cattivi, si è fatta il garlic bread a Valvarsone. Sì. Che va. Quindi alcol e aglio. Più antibiotico e così. Io. E piegole i cunici. E tu? Piegole i cunici. Hai visto? Presepi. Anche forti diversi tipi di pomi. E tu? Granny? Che le anche su YouPorn Granny. Era vicino a casa tua? I galli, però maggiore. Pensa quanto spreca. sulla Qui ti ha fatto arrivare la roba fin qua. Facciamo pubblicità. Che ai ti ti galli. abita là, proprio riportarla qua, cioè, quanti viaggi fa? Tanto, saluti, io in moto e a sua moto qui fuori. No, io. Ah, non è sua? Autoscarpa. Ah, quelle scarpe, buon. Autoscarpa. Questo è un paesino abbastanza tipico perché te vedi, senti che scienza, lei campane, che dice non è andare a messa, che le ora è andare a messa, e muoversi per pareggiare la buca. Alberi spogli tipici. Esatto, anche gli alberi spogli. E questa lì è la tipicità dei veri borghi, cioè dei vere periferie, dei veri posti. Quando proprio entri nell'anima, no, delle città, non in l'apparenza, no? Sente che il mostrare potenchiniano di coda del pavone, no? No. Proprio la parte nascosta delle città. La parte che la gente non ha piacere a far vedere, cioè la parte normale, diciamo, ecco. E questa è la vera anima delle città, come che a volte si andare in Serbia, in dei paesini a caso, perché quella è la vera Serbia, no Belgrado e cagare varie. Però si arriva a capire come mai è scesa in montagna e tutto il campanile a forma del missie così. Che poi detto, se casca un paracadutista per sbaglio, trova anche una brutta sorpresa. No. Sì, è che ne è vera. Allora, il momento è catartico perché abbiamo catato la tipica insegna con scritto ristorante bar e il simbolo del telefono. Bellissimo, fa molto anni 80. Guarda che bel che lei ammassamento, perché adesso hai il Green Pass, no? E quindi poi se il coronavirus senza averlo in tua coscienza, tu capisci? Perché prima comunque era un fia colpa tua, mentre adesso che t'hai il Green Pass te puoi impestarti il coronavirus proprio tranquillamente, finalmente, Dio caro,
il cartel tipico dell'osteria. Aspetta, perché oltre che l'alimentari c'è anche il frutta e verdura alle mie spalle e là e ho da che altra parte, hai capito? Quindi insomma tutto attaccato. Banana chiquita. Esatto, chiquita banana. Memo interno per Singano. www.mtb macchina io devo parlare alpago.it per vedere cose lì qua da fare del mountain bike. Che tristezza, Marilena ci aveva trovato il rubinetto dell'acqua, però purtroppo è chiuso. E che belli tosati che si ritrovano nel sgabbiotto di Baywatch, si fumano la droga in compagnia, che bello. Quanta poesia, tutta in questo quadratino in 16 noni. Guarda poesia. Sono pure di Steward, Che bello, gli Steward. Per una roba tipo, non so, chi porno gay. Un altro camper che ria. Ma questo è sempre il solito. Ah, ma hai detto alcol, come chi che le sto qua? Dennis Day, Dio da Dio, porca miseria. Ah, oh, certo che se il camper le così, guarda che roba, provo a immaginare i pannelli. Che disastro, che roba, cazzo è diventato nero così? Se non per essere razzisti, per carità di Dio, va bene, resta nero, però vuoi dire, cioè, se è strano, prima era jingle jingle bell. Ecco perché non si vedeva niente, avevo il tappo davanti, grazie al piffero. Allora, ragazzo, vedi, se il prossimo capodanno te lo vuoi fare anche tu così. Questo è il parcheggio, guarda che bello, vista lago, con le lucette, è stupendo. Che c'è? Cos'è che siamo adesso? Allora, qui adesso non per fare pubblicità pesante e occulta, ma il Pelus con le AGM, quindi l'unico col motore acceso. Dopo che avremo Thomas, Dennis e America, Singano e Roberto che è appena arrivato. Roberto, per chi non se lo ricorda, è quello del video cena nel motorhome, cioè la prima cena nel motorhome che poi ha dato via alla moda di pranzare nei motorhome degli altri. Tanto che mi sono comprato appunto il motorhome proprio per mangiare meglio. E dalla Lombardia con furore, ciao! Buonasera! Ciao, adesso arrivano, si mettono il giubbotto. Continua il mondo, quel canale che ti recensisce volentieri le graspe al miele, quindi produttori di graspe, se venga più. È assicurato là? Ha in garanzia sti cosi qua? Dimmi quando tu vorrai. No, un giorno ragazzi devo organizzare un raduno con tutti i pampini. Abbiamo anche la fortuna di conoscere il canale Viaggi da Bimbi e quindi secondo me un giorno ci organizziamo una cosa proprio a tema con tutti i bambini. Ciao, ho fatto 100 foto. Ehi! Sembra tutto bello, ma c'è un freddo della Madonna. 3! Aspetta! 9! 30! 40! 25! 24! 46! Valentino Rossi. 31! Che zia rada. 20, 19! Capilossi cos'era? 15 secondi! Italia, nei commenti, non mi ricordo. 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Vai! E tanti auguri! Ci vediamo il prossimo anno, ciao, arrivederci. Ciao, scusa, da un po' che non ci vediamo, un anno, dall'anno scorso. Alessio, non flirtarmi di continuo. È libero stasera? Ho già dato stamattina. Sei libero? Ho dato stamattina. Con chi? L'altro anno amore ho dato. È vero, hai ragione. Un anno, sei Ok. preso male, un Hai anno. ragione, hai Andiamo, ragione. Quindi adesso si può fare, è passato un anno. Auguri a tutti! Auguri! Fredo, cosa? Scap, bello, scap! Scap! Marcia. Ehi! Guarda in alto. Oh, il lago! Bello, aspetta! Giacomo! Questo qua non è ancora Io vorrei le mie Ah, ciabatte. il mio cane che è da un anno, dall'anno scorso che non ci vediamo, cane. Senti che calda. Ah, che mi scaldi le mani, che torni utile. 12 anni di pape veterinari, che si ripagano così. Cura!
Sentito già come che calla. Serve per scaldarsi le mani, CP, ma sì! Vai Sigari!